È stato il personale di una farmacia di Vittorio Veneto a segnalare il tentativo di una donna di acquistare i farmaci antidepressivi esibendo una ricetta medica originale risultata alterata nella firma del medico prescrittore. Così sono state avviate le indagini da parte dei carabinieri. La responsabile è un'infermiera 58enne incensurata. È stata deferita in stato di libertà per i reati di falsità materiale, commessa da privato, furto e truffa aggravata. La donna, tra luglio e novembre 2025, approfittando della propria qualifica professionale di infermiera specializzata presso gli ambulatori del locale ospedale civile, avrebbe sottratto ricette rosse in bianco dai formulari utilizzati da alcuni medici chirurghi. La perquisizione domiciliare eseguita dai militari dell'Arma ha permesso di trovare varie confezioni di medicinali antidepressivi già acquistati, nonché ulteriori ricette ancora non utilizzate, tutto sottoposto a sequestro. I medici coinvolti, quali parti offese, hanno formalizzato la denuncia.